oggi è stato un bellissimo momento di confronto con i ragazzi dell'istituto appunto Tommaso Fazzello. Grazie infatti al professore Pira e alla dottoressa Amodeo abbiamo affrontato diversi temi, dalle malattie sessualmente trasmesse alle relazioni sane nei appunto social network. Io credo che appunto anche come Fidapa i momenti dedicati ai nostri giovani sono sempre dei momenti di grande importanza, appunto per l'obiettivo di dare a loro degli strumenti utili per poter affrontare anche con maggiore consapevolezza i diversi aspetti della propria vita. È stato un momento di grande riflessione, ma soprattutto di grande confronto con i ragazzi e le ragazze che frequentano il liceo Fazzello, perché abbiamo parlato di come le connessioni sono molto diverse dalle relazioni, abbiamo parlato di come le tecnologie adesso stanno mediando un po' quello che è il nostro modo di vivere e di essere. Quindi un momento di riflessione, ringrazio tanto la Fidapa di Sciacca, la sua presidente, per questa possibilità che ci è stato dato di confrontarci con ragazzi che hanno codici e linguaggi completamente diversi dai nostri. L'intelligenza artificiale e i social network hanno rivoluzionato le nostre vite, però quello di cui abbiamo parlato è cercare di non perdere il contatto umano, gli sguardi, gli abbracci, il bisogno di far sentire l'altro importante e di sentirsi anche importanti.